Abbiamo pochi minuti, condensiamo. Non autosufficienza e personale di assistenza sono una cosa importante, vediamo la slide che ci aiuta a comprendere meglio. Vorrei sapere lo stipendio medio dei lavoratori migranti che avete nei vostri numeri, grazie. Ce l'abbiamo. Allora rispondiamo al volo, che così dopo passiamo subito alla slide. 14.774 euro lordi annui, la dichiarazione dei redditi media, 14.700, questo è il medio, per cui rientra esatto. Allora, sono più di 200.000 i non autosufficienti in Veneto, con un numero che cresce costantemente, e gli anziani non autosufficienti rappresentano il 18,7% della popolazione anziana in Veneto. Sì. Eppure la regione, che si vanta di avere un sistema sociosanitario di eccellenza, non fa abbastanza per loro. Problema eterno, ridetto e ridetto, e si continuerà a ridirlo finché la cosa non si risolve in qualche modo. Certo. Sì, no, nel senso che poi questa è la stima, non autosufficienti adesso sono il 18,7%, ma sono destinati a crescere perché l'allungamento della vita continua, e perché gli ultra 75enni sono previsti nel 2050 essere il 23%. Aspetta, non è poca cosa. Della popolazione. Un'emergenza, andremo naturalmente sull'emergenza sociale. Gli ultra 75enni, perché invece se prendiamo gli ultra 65enni nel 2050 sono molto di più, per cui saranno un terzo della popolazione. Però ormai bisogna concepire, anche i dati di studiosi, che un ultra 65enne fino ai 70 anni, 75, infatti ormai adesso parliamo degli ultra 75enni, no? Perché si parla di oltre 75 anni, perché ormai arrivano a oltre 100, tra l'altro. Sì, ma sempre di più aumentano i numeri dei centenari ogni anno, ne festeggiamo ben contenti, purché ci arrivino anche in buona salute. Questo è un progresso, è una cosa positiva. Assolutamente. Il problema è che c'è sempre comunque una percentuale, si sa, più si va avanti con l'età e più c'è il rischio di avere delle patologie, no? E soprattutto pluripatologie. E qua andiamo alla non autosufficienza, vediamo l'altra slide di supporto, che è molto interessante. La maggior parte delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie devono affrontare spese molto differenziate per pagare le rette delle residenze sanitarie e assistenziali, tra i 1.000 e i 3.000 euro al mese. 1.000 euro se c'è il supporto delle cose. 1.000 ormai ecco. Sarebbe anche da cancellare. 1.000 euro proprio non esistono, si può dire più, perché la retta alberghiera, insomma, meno di 1.500 ormai non c'è più nessuna struttura di ricovero che ha. Infatti mi sembra anche a me. E poi per assumere un assistente familiare circa 1.500 euro al mese se in regola, e questa è un'altra. Sì, certo, 1.200, 1.500, ma una a tempo pieno, praticamente, tempo pieno, sempre la mezza più. giornata alla settimana di libertà e convivente e quant'altro, perché poi appunto, come dicevamo anche prima, sempre di più gli anziani vivono da soli, e quindi anche quando cadono nella non autosufficienza si ritrovano chiusi nelle loro abitazioni con questo personale che non sempre è preparato, che naturalmente non ha certo la preparazione di un operatore sociosanitario, no? Diceva, bisogna fare almeno 3 figli per avere l'assistenza al nonno non autosufficiente, crearsi badanti. Sì. E anche con rischi, perché badare a una persona non autosufficiente crea a chi cura, insomma, non pochi problemi se non ha una certa professionalità, e comunque, insomma, stare 24 ore su 24 proviamo a pensare, insomma, è pesantissimo. È pesantissimo. Un'altra cosa, l'altra slide che chiedo se ci mettono in onda: non autosufficienza personale di assistenza. Questo è un altro molto importante secondo me. Gli anziani e le famiglie che non ricevono il contributo regionale non possono affrontare la spesa per pagare la retta della casa di riposo, e in molti casi sono costretti a ricorrere a questi assistenti familiari. Quelle regolari in Veneto sono più di 31.000, per l'80% straniere dell'Est Europa, ma si calcola che ce ne sono almeno altre 60.000 irregolari. La convenienza può apparire allettante sia per la famiglia, non si pagano contributi, ferie eccetera, che per la badante, una paga netta più sostanziosa. Sì, infatti molte volte però sono noi loro. sappiamo che può sembrare conveniente. Lo so, può sembrare, però perché poi attenzione. Il problema è che non conviene invece proprio mantenere in nero, insomma, no? Queste persone, perché
prima o poi questa cosa viene fuori e si rischia la denuncia, si rischiano denunce, si rischia di pagare veramente un sacco di soldi e comunque la regolarità, il contratto tutela la lavoratrice senz'altro, ma anche soprattutto il datore di lavoro. E quindi è importante nei farlo. limiti in cui una persona riesce a farlo, che poi se uno non gaskei, certo. Battuta di chiusura? Sì, volevo dire che quella domanda sul reddito, non solo prendono 14.700 euro di reddito medio, ma con una differenza che è meno 8.000 euro sul reddito medio pro capite degli italiani, quindi stiamo parlando comunque di una fascia di popolazione, di persone a rischio esclusione e povertà. Un'ultima battuta, la legalità, quindi anche sul tema delle badanti, è una tutela per chi lavora, è una tutela per chi dà il lavoro e la legalità è la tutela per una convivenza civile in questo Paese. Assolutamente, io vi ringrazio, ringraziamo lo SPCGL di averci supportato anche in questo approfondimento. Voi come sempre scriveteci, anzi chiamate lo SPCGL direttamente anche per controllarvi le vostre pensioni, che attenzione potrebbero riservarsi delle piacevoli sorprese, cioè soldi che vi spettano che non lo sapete, diritti inespressi. Alla prossima, grazie.